Come dicevo, abbiamo iniziato con la Destra Fideles, un po' in stile un po' jazz, come è solito fare il maestro Ciciliot, ed ora iniziamo invece la nostra serata normale con un richiamo al Natale. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth dalla Vergine Maria per dirle che avrebbe concepito un figlio il cui nome sarebbe stato Gesù. Maria, obbediente a Dio, rispose: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Più tardi, alla visita ad Elisabetta che sa fece, questa ringrazia Dio dicendo: l'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito esalta in Dio il mio modo di vivere. Le generazioni che verranno mi chiameranno beata. Ed ecco automaticamente che nasce il Magnificat. Il Magnificat, nella versione contemporanea di Marco Fresina, noto compositore e autore di molti canti conosciuti nell'ambito della musica sacra e liturgica. La sentiremo dalla voce del soprano Luigina Ongaro, accompagnata al pianoforte dal maestro Ciciliot e dal violino da Cristina Zanolla. Magnificat,
È mezzanotte, cristiani. È l'ora solenne in cui l'uomo Dio discende fino a noi per cancellare la macchia originale ed arrestare la collera del Padre. Il mondo intero si inebria di speranza. Popolo in ginocchio. La tua liberazione attendi. È Natale. Ecco il Redentore. Queste sono le parole chiaramente tradotte della prima strofa di un meraviglioso pezzo di Adolphe Adam, compositore francese dell'Ottocento, distinto ed abile musicista, ma non molto noto da noi, a dire vero. Grande studioso della musica e capaci di facili ed intense melodie come quella che ora vi proponiamo. Noël chrétien, peuple à genoux, voici la rédaction. Il brano vi prenderà sicuramente per la forza dell'arrangiamento e l'evolversi dell'entità del canto, che va addirittura a livelli di fortissimo, ma soprattutto per l'armoniosa amalgama tra la voce del soprano e quella del coro, che la circonda e l'assorbe, e del violino che sarà parte integrante e significativa della melodia. Noël cantano ancora Luigina Ongaro, Coroana, al pianoforte Aldo Ciciliotto e il violino di Cristina Zanotta. Oh
tratta di una celebre melodia gregoriana tramandata nei secoli dai testi sacri. Ve la proponiamo nella versione amorizzata dal maestro Gianni Malatesta, noto 85enne musicista contemporaneo, conosciuto soprattutto nell'ambito della musica corale, con il quale abbiamo avuto l'onore di incontrarci poco più di una settimana fa proprio su questo palcoscenico, in una serata per cui ci siamo esibiti in occasione di un momento di ricordo per il piccolo rifugio, di sensibilizzazione per il piccolo rifugio. Puer Natus di Gianni Malatesta, canta il coro. Puer natus in Betlem, Alleluia. Unde gaude Jerusalem, Alleluia, Alleluia. In cordis jubilo, Christum natum adoremus. Uno cantico. Pre Gabriele nuntium, Alleluia. Virgo concepit filium, Alleluia, Alleluia. In cordis jubilo, Christum natum adoremus. Cum novo cantico. Assumpsit carnem filius, Alleluia. Dei Patris Altissimus, Alleluia, Alleluia. In cordis jubilo, Christum natum adoremus. Cum novo cantico. In tema di canzoni popolari, ecco quella del più noto compositore di canto di ispirazione popolare, appunto, il vicentino Beppi De Marzi di Arzignano. Sono sue le pagine di musica ormai celebri ovunque, quali Signore delle Cime, San Mattio, Beniaca la Storia e molte altre alle quali attingiamo anche noi come coro. La maggior parte tratte o da poesie dialettali oppure con testi che incontrano tessiture armonico-melodiche di natura strumentale. Il coro, dopo altre, che vi farà sentire ancora, adesso vi fa sentire Pastori, che è un brano semplice, di facile ascolto, con parole in dialetto vicentino, che rilevano quasi uno stupore, anzi direi più che uno stupore, un imbarazzo, nel proporre la domanda rivolta alla Madonna e a San Giuseppe, che dice: Dossi torna Maria a far nascere il putelo? Dossi torna a Betlemme in mezzo a tanto gelo? È bellissimo il quadretto. Ma come? Tu, Padre Eterno, tu, Dio dei Dio, nasci in una mangiatoia? Nasci fra un bue e un asinello? È quasi un momento di stupore tipico della nostra gente, della gente semplice, della gente per bene. Ecco che vi facciamo appunto ascoltare Marie Betlemme di Beppi De Marzi, insieme con il violino di Cristina Zanon.
Dosituna Maria, fa nascere il putelo, dosituna Betlemme, in mezzo a tanto gelo. Dosituna Giuseppe a portare la Madonna, dosituna Betlemme a far nascere Gesù. O bambinello caro, o bambinel d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. O bambinello caro, o bambinel d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. Dentro la grotta gelida la mamma del Signore, insieme al suo Giuseppe, piangeva dal dolore. Ecco la mezzanotte con l'angelo del cielo, in mezzo a tante lacrime che porta il bambinello. O bambinello caro, o bambinel d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. Tu che sei vero figlio del Signore. Antonio Vivaldi, detto il prete rosso, rosso per via del colore dei suoi capelli chiaramente, fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo. Nacque a Venezia nel 1678 e concluse la sua vita a Vienna nel 1741. È considerato il più importante, influente ed originale musicista italiano della sua epoca. Vivaldi contribuì infatti significativamente allo sviluppo del concerto, soprattutto solistico, e della tecnica di violino, tanto che le sue opere influenzarono molti musicisti, soprattutto tedeschi, a partire dal grande Bach. Le sue composizioni più note sono certamente i 4 concerti per violino, meglio conosciuti come le 4 stagioni, ma il prete rosso ha lasciato numerosi altri brani di grande intensità. Cristina Zannolla, accompagnata dal maestro Ciciliot, vi propongono la sonata ottava per violino e basso continuo nei tempi largo, giga e corrente.
Ed ora un altro nome poco noto ma molto presente nella musica, soprattutto quella di chiesa, Mario Scapin, nato nel 1914 e deceduto nel 1988. Scapin fu appunto uno dei musicisti di chiesa molto esperti nel suo settore. È sicuramente da considerarsi il principale autore liturgico, proprio dopo il Prete Rosso tra l'altro. Cantore dalla voce calda e sonora, organista, esecutore originale e sicuro, improvvisatore fantastico e per finire compositore dalla vena facile. Dal suo vasto repertorio ascoltiamo questo dolce brano, Ave Maria, di Mario Scapin appunto, per soprano, pianoforte e violino. Ed ora a seguire vi facciamo due ninne nanne vicine l'una all'altra. Quella che vi facciamo in questo momento è nota a tutti sicuramente nella sua melodia che il maestro Malatesta ha voluto armonizzare con la sua grande capacità, ma soprattutto con la sua attenta osservazione musicale. L'abbiamo personalizzata alternando parti cantate e vocalizzate con l'aggiunta anche di una voce solista. Ci piace simbolicamente dedicarla a tutti coloro che hanno tenuto in braccio un bambino, come San Giuseppe appunto nella canta, perché pensiamo che sia una delle cose più belle,
una di quelle che rimettono in pace con se stessi e con il mondo, per il senso di gioia interiore e di umanità che il gesto stesso emana. Bimbo, fai la nanna, nell'armonizzazione di Gianni Malatesta, canta il coro Ana con il soave e lieve suono del violino voluto per toccare la musica. Dom, 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 dom. Bimbo, bimbo, fai la nanna, dormi, dormi, bambin Gesù. Stelle lucenti di fan corona, lassù nel cielo son tutte d'or. Bimbo, bimbo, fai la nanna, dormi, dormi, bambin Gesù. Bimbo, bimbo, fai la nanna, dormi, dormi, bambin Gesù. Dolce l'incanto di questa notte, amor celeste ci porterà. Bimbo, bimbo, fai la nanna, dormi, dormi, bambin Gesù. Fai la nanna, dormi tesoro, fai la nanna, dormi Gesù. Due armonizzatori a confronto, dopo Gianni Malatesta, ora mettiamo Baby De Marzi. Dal Vangelo secondo Luca. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al gregge. Un angelo del Signore gli si presentò e la gloria li avvolse tutti di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma questi disse loro: non temete, annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi sarà il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ed essi partirono immediatamente ed andarono a Betlemme e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Fin qui il testo. La riflessione è un'altra volta per una ninna nanna. Questa volta la prima ninna nanna è cantata dai pastori. E difatti pastori di Baby De Marzi. La prima ninna nanna la cantano i pastori, la notte silenziosa si muove appena il vento. E un canto da lontano è
sulla grotta il vento tace. Il velo di Maria profuma di rugiada, le mani di Giuseppe proteggono l'amore. È nato nella grotta il re del tempo nuovo, è nato il re dei poveri, è nata la speranza, e cantano i pastori e cantano la pace. Si fermano le stelle sulla grotta, il vento tace. Si fermano le stelle sulla grotta, il vento tace. La prima inna Niccolò Paganini è un virtuoso violinista vissuto a cavallo del 1700, tra il 1700 e il 1800. Quando si pensa al violinista virtuoso non si può non pensare proprio a lui, che fu famoso anche per la celebre frase Paganini non ripete, che abbiamo sentito una valanga di volte. Il significato di questa prende corpo dal suo rifiuto durante un concerto nel ripetere un brano, impossibile appunto da ripetere per quanto egli amava molto improvvisare in quello che suonava. Autore di numerosi capricci per violino solo, sonate per violino e chitarra, concerti per violino ad orchestra, sonate per violino, viola, chitarra e violoncello, eccetera. Per questo Natale la violinista Cristina Zannolla, accompagnata dal maestro Ciciliò, ci propone un pezzo tranquillo del celebre maestro, l'Andante, cantabile in Re maggiore, opera 17, appunto di Niccolò Paganini.
canto della tradizione natalizia, noto ovunque, ma soprattutto da noi in Italia, e che cantiamo nell'armonizzazione di Antonio Pedrotti, che ha saputo trarre un'interessante composizione, soprattutto per le variazioni di tono che impone alle sezioni che compongono il coro, tutte tese a sottolineare con dolcezza il variare delle note. La canzone è l'universale "Tu scendi dalle stelle". Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare, oh Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato, a te che sei del mondo il creatore, mancano pani e fuoco, mio Signore, mancano pani e fuoco, mio Signore. Caro eletto pargoletto, quando questa povertà più mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. Un canto dall'intensità marcata. L'abbiamo tenuto a battesimo proprio su questo palco circa 15 giorni fa. È un canto che non potevamo dimenticare, anche se fa Natale in un altro modo. È un canto che è facile da capire, è formato da una sola parola ripetuta dalla prima all'ultima strofa. È un canto di morte purtroppo, è un canto però di dolore, ma di unione. Un'unione che fa pace, un'unione che fa squadra, un'unione per vivere e per tornare a casa. È una canzone che nasce durante l'epopea alpina in Russia, sul Natale di 70 anni fa, giusti, neanche farlo apposta. È una canzone che i nostri disperati soldati hanno cantato mentre tentavano di uscire dalla sacca per tornare a casa. È una canzone che sentirete vibrare, che sentirete muovere in tanti modi, in vari sistemi, in alti, in bassi, in piano, in forte. Però sicuramente infonderà in ognuno di voi un brivido particolare per quello non che dice, ma che fa capire. La dedichiamo evidentemente a tutti i nostri reduci, se ancora ce ne sono, e qui chiaramente no però. È gente che purtroppo ha vissuto sulla propria pelle questo e sicuramente ricorderà quei momenti come momenti di terrore. Le voci di Nikolajevka, di Baby De Marzi.
dello stesso maestro, un'altra canzone che a nostro modo fa Natale, lo fa in un modo completamente diverso però. È un momento speciale, è un momento che viene dopo una vita vissuta all'estero, è il momento del ritorno. Lui finalmente torna a casa. Torna a casa in quei luoghi dai quali era partito molto tempo prima per andare a prendere 2 soldi, per far vivere la famiglia che lo ha sempre aspettato. È facile dire vado all'estero a lavorare, non è facile vivere all'estero e non è facile vivere una vita da emigrante, perché che strugge nel cuore è la lontananza da casa, è il ricordo, è la voglia di vedere quelle piccole cose che da sempre fanno casa. E su questa riflessione parte appunto questa canzone di De Mazzi, una canzone stupenda di una persona alla sera della propria vita che si pone a guardare attorno, a guardare quello che gli è sempre mancato per troppi anni. È una canzone bellissima che, a differenza di tutti quanti i brani che abbiamo finora interpretato, ha un solo momento di silenzio. La sentirete e vi prenderà per il suo incalzare delle voci, per il suo girare del ritmo. È una canzone stupenda. Benia che la storia.
Ed ora un'altra canzone che è la seconda volta che il coro fa. È un dolcissimo quadro che prende colore dalla riflessione di un atto d'amore tra un vecchio ed un bambino. Per una canzone d'autore trasgressivo, direi quasi, dalla vita particolare qual è Francesco Guccini. Il coro l'ha voluta per tentare una strada un po' diversa, lasciatemelo dire. Tutte le volte che noi andiamo a cantare, principalmente nelle platee di alpini, siamo latori di un messaggio, il messaggio dell'alpino, il messaggio che si tira dietro i valori dell'alpino. Però ci troviamo sempre più in difficoltà a cantare le nostre canzoni di guerra. I nostri giovani non sanno dov'è il Monte Nero, non sanno cosa è stato Caporetto, non sanno dov'è il Pasubio, non sanno quelle canzoni che sono nel nostro DNA. Ciò nonostante, con questi giovani noi dobbiamo aprire un colloquio per poter poi parlare di tutti quei valori che queste canzoni danno sotto. E allora ecco che abbiamo pensato a circuirli in un modo diverso. Il coro si è dato come tema quello di una serie di cante rifatte, cante note a tutti, rifatte, riarmonizzate, reinterpretate. Quella di questa sera, per esempio, è stata riarmonizzata proprio dal maestro Calesella e la sentirete. È una canzone che sicuramente conoscete, però il modo che noi vi sottoponiamo è sicuramente nuovo. La canzone è Il vecchio e il bambino di Guccini. Il coro Ana ve ne dà una proposta diversa. A voi ascoltate. Pianura fin dove si perde crescevano
triste. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane È ora la volta di un celebre pezzo d'opera di Giuseppe Verdi, tratto dalla Forza del Destino, dalla quale abbiamo voluto appunto questo passaggio, perché lo riteniamo forse uno dei più belli e vibranti, ma soprattutto perché ci permette di riunire tutti i maggiori autori di questa sera. Il canto di Leonora, la protagonista della vicenda, quando entra in convento accolta dai frati e dal padre guardiano. C'è un inizio del coro, per l'appunto il coro dei frati, quindi Leonora che riprende la melodia in una solo per finire il brano assieme al coro. È un brano dedicato alla madre di Gesù, evidentemente, ma per noi che ascoltiamo è un brano dal grande effetto per la compenetrazione armonica delle voci e degli strumenti. La Vergine degli Angeli di Giuseppe Verdi, coro Ana, solista Luigina Ongaro, pianoforte Aldo Ceciliot e violino Cristina Zanelli.
È ora la volta di un'antica ninna nanna d'origine provenzale che propone nella sua tessitura melodica l'idea del lento dondolare della culla. Ve la facciamo ascoltare perché in questo ritmo così dolce, quasi morbido, vediamo l'ondeggiare delle campane che fra poco annunceranno la nascita di Gesù per quel Natale di pace che dovrebbe arrivare. Un modo diverso di prepararci quindi a questo Natale, a questo evento. Armonizzata da Paolo Bon Som Som, cantata dal coro e dal soprano. Som, som. Very, very, very. Som, som, som. Very, very do. Ed ora un tributo al nostro ex maestro Casagrande per un pezzo della tradizione natalizia che parla dei Re Magi e quindi dell'Epifania. Il maestro Calesella ha voluto però toccarla, facendola diventare quasi un gioco tra voci che entrano ed escono, tra silenzi del coro e sentite presenze, tra piano e forti, in un qualcosa più facile ad ascoltare che a cantare chiaramente. Un'altra volta soprano, coro e violino in Lauda dell'Epifania di Efrem Casagrande. Siamo poco una gran stella perché Dio ne l'ha mandata a portare la novella che ne è nato il Redentore. Ma restando nella grotta sentì gli angeli a cantare. Oggi è nato un bel bambino, uomo e Dio verbo divino. Oggi è nato un bel bambino, uomo e Dio verbo divino. I pastori fan le gresse per il mirabile destino, e che canta le bellezze, e che dona latte e vino. Oggi è nato un bel bambino, uomo e Dio verbo divino. Oggi è nato un bel bambino, uomo e Dio verbo divino.
vengon poi dai tre orienti le primizie delle genti, porta moro, mirra e vino, e incenso e levandino. Oggi è nato un bel bambino, uomo e Dio verbo divino. Oggi è nato un bel bambino, uomo e Dio verbo divino. Nota nell'originale come White Christmas, Bianco Natal è opera dell'americano d'origine polacca Erwin Bergi, che la scrisse nel 1942 nel pieno della guerra. E una piccola riflessione: prima avevamo cantato Nikolaevka, le due sono dello stesso anno, dello stesso periodo e dello stesso tempo, fate voi un po'. Il 3 ottobre dello stesso anno il brano cantato da Bing Crosby raggiunse il primo posto nella classifica discografica americana. Da allora è stata pubblicata in oltre 500 versioni diverse ed in decine di lingue che ne fanno la canzone natalizia forse più incisa al mondo. Nell'armonizzazione di Malatesta, eseguita dal coro, dal soprano e dal violino e da una voce recitante, Bianco Natale. Scendi ancora, lenta, per dare gioia ad ogni cuore. È Natale, spunta la pace santa, è l'amor che tutti i cuori sa conquistare. Che mi dice
Ed ora permetteteci una canzone che ci dedichiamo a tutti noi alpini. È una canzone che purtroppo non è il massimo della felicità, però è una canzone che ci aiuta a vivere nel ricordo di tutti coloro che ci precedono e la cui presenza è, vi garantisco, sempre con noi, soprattutto quando queste persone lasciano una traccia. È la preghiera dell'alpino, quella preghiera dell'alpino che recitiamo tutte le volte che qualcuno di noi se ne va avanti, o che recitiamo tutte quelle volte che l'importanza la richiede. C'è stato Veneri che ha voluto che la messa in musica ed è venuto un prodotto veramente bello per la dolcezza, per quanto dà e soprattutto per quanto fa riflettere. Preghiera degli alpini di Veneri, canta il coro. Il nostro programma purtroppo volge al termine, è passata già un'ora e mezza però comunque, e lo fa con gli auguri che vogliamo porgervi al termine di una serata diventata, speriamo anche per voi, un piacevole momento di riflessione sul Natale, ma di cultura canora. Buon Natale, il coro
ve lo porge di cuore. Buon Natale a chi soffre in silenzio, a chi subisce, a chi è lontano dalla sua terra o dalla sua casa, a chi sa perdonare, a chi è ammalato e non ce la fa più. Buon Natale a chi è povero e non ha niente, a chi ha la morte nel cuore ma ride lo stesso. A noi che viviamo la quotidianità più banale. Buon Natale a questa Italia più povera nei valori che nel portafoglio, dove i cittadini onorano però quotidianamente il loro Stato a dispetto di chi li ragiona. Buon Natale a tutti. E l'augurio sincero che vi promuoviamo è che il nuovo anno porti salute, pace, amore e serenità. Questo è il Buon Natale del coro di Pierangelo Calesella, il suo maestro, il soprano Luigina Ongaro, il maestro Ciciliot e la violinista Zanolla Cristina, che questa sera hanno voluto essere qua con voi, così, per divertirci a stare in famiglia. Buon Natale con Jingle Bell ed auguri sinceri e vivissimi. A tutti voi, grazie per la vostra presenza qui con noi questa sera. Jingle bell, jingle all the way, bello andare col cavallo sulla neve bianca. Jingle bell, jingle all the way, scivolando con la slitta nel silenzio andiamo. Nella notte santa, suona da lontano, L'eco di campane, din don dan, canteremo insieme al suon dei campanelli, augurando a tutti un lieto e buon Natale. Jingle bell, jingle all the way, con le briglie tra le mani, tra gli abeti bianchi. Jingle bell, all the way, sa il cavallo dove andare lungo il suo sentiero. nella notte santa, suona da lontano, L'eco di campane, din don dan, canteremo insieme al suon dei campanelli, augurando a tutti un lieto e buon Natale. nella notte santa, suona da lontano, L'eco di campane, din don dan, canteremo insieme al suon dei campanelli, augurando a tutti un lieto e buon Natale. Insieme agli auguri che vi faccio personalmente, grazie per la vostra presenza, siamo contenti di essere qua in questo bel teatro e vi proponiamo un bis, è un canto che avete prima sentito, che è Iago e Fada, così mettiamo insieme tutti, di nuovo tutti i musicisti e gli artisti che si sono esibiti questa sera. Grazie, un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti da parte del Coro Ala. Grazie.